Buongiorno a tutti e grazie per la presenza. Sono Anna Maria Bigon, vicepresidente della Quinta Commissione Sanità. Sono insieme alle colleghe Francesca Zottis, vicepresidente del Consiglio, Chiara Luisetto, vicepresidente della Prima Commissione e Commissione Sanità, nonché alle colleghe Ostanel Elena, che ringrazio di essere qua, vicepresidente della Sesta Commissione, nonché Arturo Lorenzoni, che ringrazio, capo portavoce anche dei nostri gruppi di opposizione, che ringrazio di essere qua, in attesa anche di altri colleghi che dovrebbero raggiungerci a breve. Ringrazio ovviamente Covesap, che terrà questa relazione mettendo in evidenza quelli che sono i dati e le problematiche in prima persona sulle liste d'attesa, e siamo qua appunto insieme ai volontari dei sportelli di mutuo aiuto per il diritto alle cure, proprio per riportare con forza la verità dei territori sulle liste d'attesa, che restano un problema attualissimo, irrisolto e troppo spesso minimizzato. I nostri sportelli raccolgono quotidianamente le voci e le difficoltà delle persone che si rivolgono agli sportelli per quanto riguarda la richiesta della visita, nonostante la ricetta e la prescrizione medica. Persone che di fronte all'impossibilità quindi di accedere alla sanità pubblica si trovano costrette a scegliere se curarsi privatamente con costi che non tutti si possono permettere o peggio ancora rinunciare alle cure. I dati forniti dal Ministero parlano chiaro. In Veneto il 7,4% della popolazione rinuncia a curarsi. È un dato molto allarmante ed è inaccettabile che in una regione avanzata come la nostra una percentuale così alta di cittadini sia costretta a scegliere tra salute e disponibilità economica. Ricordo solo un dato: tantissimi non riescono ad accedere a una semplice catarata perché costa dai 2.000 ai 3.000 euro ad occhio e altrimenti c'è un'attesa di 2 o 3 anni. A questa situazione si somma la continua fuga di medici e infermieri dal sistema pubblico, un fenomeno che non può essere ignorato. Stiamo pagando un prezzo per la mancata programmazione che dura ormai da 20 anni. Mentre i pronto soccorsi privati registrano un aumento di accessi, pensate che passiamo dai 147.000 ai 153.000 nel 2023, il settore pubblico mostra segni di arretramento, non tanto come numero di accessi. Voi pensate che i pronti soccorsi nel pubblico solo nel 2023 sono stati circa 2 milioni gli accessi, circa 300.000 in più rispetto agli anni precedenti, ma questi segnano un 60% di codici bianchi. E questo è un dato allarmante perché significa che mancano 2 cose. Uno, ovviamente, il medico di famiglia, e quindi il primo filtro che si dovrebbe trovare sul territorio. L'altro è quella richiesta, quelle liste d'attesa che appunto non vengono assolte nei tempi previsti e tanti si trovano costretti ad andare al pronto soccorso. Infatti nel 2023, a fronte di circa 2 milioni di accessi al pronto soccorso, oltre la metà, circa 60, erano appunto codici bianchi. Voi pensate che nel 2022 su 29 milioni di richieste mediche di prescrizione il pubblico e il privato convenzionato ne ha assolte esattamente 16 milioni. Significa che 13 milioni su 29, quasi una su 2, non sono state assolte. Ecco perché una parte vi rinuncia e una parte molto importante va direttamente pagandola. Lo stanziamento di oltre 40 milioni che è stato fatto pochi giorni fa, circa un mese fa, dalla Giunta è un dato sicuramente positivo, va a sommarsi ai 40 milioni dell'anno precedente e ai 20 milioni dell'anno precedente ancora, ma non è sufficiente. Devono andare a sostegno prima di tutto della sanità pubblica. Se voi vedete l'ultima delibera, infatti, di stanziamento di circa 43 milioni, circa il 50% è andato al privato. E dove servono modifiche legislative la Regione deve farsi sentire in conferenza Stato-Regione e pretendere gli strumenti.
Non possiamo più ragionare con logica emergenziale. Se continuiamo così, il rischio è che il sistema sanitario pubblico diventi sempre meno attrattivo e sempre più insostenibile. Mancano, secondo la stessa giunta, 3.500 medici, secondo Agenes 4.000. Ma tra il 2019 e il 2022 sono stati 1.582 i medici che hanno presentato le dimissioni volontarie e oltre a 2.613 infermieri. Abbiamo i dati dal 2019 al 2024, però in particolare dal 2019 al 2022 sono stati 1.582 i medici che hanno presentato le dimissioni volontarie e 2.613 infermieri. Poi abbiamo anche gli anni successivi. Voi pensate che dal 2019 al 2024 sono 8.000 i sanitari che hanno dato le dimissioni volontarie tra medici e infermieri. Volontarie significa prima del tempo, ovviamente. Servono inoltre nuove assunzioni, ma soprattutto servono politiche che valorizzano davvero chi lavora nel pubblico. Serve riconoscere, premiare e trattenere le nostre professionalità. Una volta lavorare nel pubblico era un onore, ora è un sacrificio. Il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo una sanità pubblica più forte, più giusta e più accessibile a tutti indipendentemente dal reddito. In questi anni abbiamo avanzato proposte concrete, investimenti sul personale, rilancio della sanità territoriale, attivazione delle case di comunità, sviluppo della telemedicina, maggiore trasparenza sulle liste d'attesa e digitalizzazione dei servizi per migliorare l'accesso e la qualità delle cure. Dobbiamo tornare a mettere la salute al centro della questione politica. Noi abbiamo fatto una mozione nel 2023, nel luglio 2023, chiedendo l'applicazione per quanto riguarda le liste d'attesa, l'applicazione del decreto legislativo 98, il numero 124. E quella mozione è passata all'unanimità ed è questa l'importanza. E da lì è nato anche la richiesta all'interno del piano delle liste d'attesa regionale di inserire l'applicazione di questo decreto legislativo tanto vecchio ma tanto attuale nell'esigenza di attuarlo, cosa che non era mai stato fatto. Ecco perché siamo qua anche e soprattutto ringraziando gli sportelli e Covesat per l'attivazione di questi volontari che danno una mano ad accedere alle cure, che è cosa assolutamente fondamentale. Io vi ringrazio tantissimo, lascerei ora la parola a Salvatore Liard che spiega l'attività e poi, prego, grazie, l'altro, grazie. Grazie della ospitalità. A nome del Covesap ringrazio le consigliere regionali presenti in sala, i due consiglieri regionali, per darci questa opportunità come Covesap di poter pubblicare un bilancio delle attività dei nostri sportelli diritto alle cure. Proprio un anno fa, il 29 maggio, abbiamo manifestato qui fuori per denunciare il gravissimo problema delle liste di attesa. Ovvio che più si allunga la lista di attesa e più le persone, oltre a rinunciare alle cure. Tra l'altro il 20 di maggio, qualche giorno fa, l'Istat ha pubblicato anche i dati su questo versante e si dice che nel nord chi rinuncia alle cure è il 9,1%, per cui un residente su 10 rinuncia alle cure per due motivi, o per la lunghezza delle liste di attesa o per mancanza di fondi economici. Come sapete, il Covesap è l'acronimo di Coordinamento Veneto Sanità Pubblica
Il COVESAP è nato durante i terribili giorni della pandemia, eravamo nel gennaio del 2020 e già allora ci eravamo accorti del lento e progressivo depauperamento dei servizi socio-sanitari pubblici e quindi c'era l'opportunità di mettere assieme, di coordinare i vari comitati che oggi sono 17 sparsi su tutto il territorio veneto. Io mi permetto, prima di dare la parola ad Oriana Zaltron sui dati, di poter fare un excursus di questo anno di attività nostra e di altri. Nostra sicuramente positiva, di altri sicuramente negativa. Abbiamo tanto sperato che il famoso decreto Schillaci, che si è trasformato in legge del 29 luglio del 2024, ci potessero essere realmente, concretamente, quelle misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni. Per prestazioni intendiamo visite specialistiche e analisi varie. Poi abbiamo capito che questa legge è in stallo, nel senso che questa legge poi doveva produrre 6 decreti attuativi e ad oggi abbiamo un solo decreto approvato, 3 già scaduti e 2 senza scadenze. Oltretutto che in questi giorni, nonostante tutto, assistiamo ad uno sterile braccio di ferro tra Ministero e Regioni e ovviamente le liste di attesa continuano sempre di più ad allungarsi. Poi c'è stato il decreto del 17 febbraio scorso del Ministero della Salute che introduceva finalmente, peccato solo sulla carta, la piattaforma nazionale liste di attesa, dove anche i cittadini e le associazioni potevano accedere ai dati. Quindi, in sintesi, dopo un anno le norme non hanno prodotto nessun risultato. Poi in Veneto c'è stato anche qui sulla carta il piano regionale di governo delle liste di attesa, dove le intenzioni, sempre sulla carta, era di garantire un equo e tempestivo accesso ai cittadini ai servizi sanitari, il rispetto delle classi di priorità, la trasparenza. Tra l'altro sulla trasparenza chi ha letto i giornali di oggi ha potuto verificare che purtroppo i dati che dà la Regione non sempre collimano con i dati delle USL e con i dati dei comitati e degli stessi partiti. Poi c'è un'altra questione, lo diceva Anna Maria, il grande esodo degli operatori, non voglio dilungarmi su questo aspetto, già dato anche le cifre, però c'è un'altra questione importantissima e su cui dovremmo riflettere. In questi giorni il presidente della giunta regionale sta girando un po' su tutte le USL per inaugurare le nuove apparecchiature. Bisognerebbe dire ai giornali, ai media, che quelle apparecchiature che Zaia sta inaugurando assieme all'assessora, assieme ai direttori delle USL, sono apparecchiature che provengono da finanziamenti del PNRR e per essere precisi la missione 6, la componente 2, e ovvero attrezzature ad alto contenuto tecnologico, TAC, risonanze magnetiche, angiografi, mammografi, eccetera, eccetera. C'è un neo grosso quanto una casa
che ad oggi gran parte di queste apparecchiature sono inutilizzate per mancanza di personale. E poi c'è ancora un altro elemento, che in quest'anno c'è un processo ovviamente che noi vorremmo denunciare anche in questa sede, che si chiama finanziarizzazione della sanità. Stanno crescendo come funghi gli istituti privati e abbiamo un dato molto molto preoccupante di un arcipelago di 729 società del Veneto, che vanno dal Veneto al Friuli, che hanno prodotto nel solo 2023 ricavi che ammontano a 1,68 miliardi di euro. E poi c'è ancora un'altra questione, che a fronte di questo depauperamento lento sembra quasi incontrastabile, anche perché manca un piano socio-sanitario regionale scaduto il 31 dicembre del 2023, perché lì quel piano poteva essere l'organo fondamentale per la programmazione e pianificazione dei servizi. E quindi è ovvio che ci siamo assunti questo carico di lavoro, questa responsabilità, rispetto al fatto che, copiando l'iniziativa dei comitati di Lodi, anche qui nel Veneto, man mano abbiamo fatto crescere dal punto di vista numerico i nostri sportelli. Oggi i nostri sportelli sono 51, gestiti da 14 comitati e con la presenza di 208 volontari. Ovviamente l'iniziativa trae non solo dall'esperienza di Lodi, ma soprattutto perché assume più finalità. La prima, informare i cittadini sui propri diritti, aiutandoli ad ottenere le prestazioni in tempi corretti. Quindi non solo il ricorso, noi nei moduli non abbiamo messo che c'è questa possibilità di utilizzare la 124 del 98, tant'è che lo stesso Anni Chiarico, direttore generale del sociosanitario in Veneto, mandava una circolare a tutti i direttori dicendo: guardate, vi ricordo che c'è questa norma per cui il ricorrente può chiedere la prestazione in intramoenia e poi avere il rimborso. Noi abbiamo attivato una modulistica per cui, a prescindere da tutto, vogliamo che siano rispettati i tempi di attesa. Secondo motivo, ovviamente, stimolare le USL e le regioni a trovare soluzioni. Il terzo, supportare il cittadino fino all'ottenimento della prestazione. Cioè non consegniamo soltanto il modulo del ricorso, ma continuiamo a sostenerlo fino all'ottenimento della prestazione. E se la prestazione non arriva, o si fa un secondo ricorso, oppure siamo convinti, come dice il decreto Schillaci, che sia obbligo di denunciare ai carabinieri DENAS con sede di Treviso. Io avrei finito, inviterei Oriana a illustrarci i contenuti anche numerici di questo anno di attività. Grazie Diard. Una cosa però volevo anticipare e integrare. Effettivamente l'attività dello sportello e degli sportellisti serve anche a integrare quella che è la reale lista d'attesa, che spesso non emerge, perché nel momento in cui chiamiamo e il CUP dice che non c'è posto di richiamare e la persona si rivolge ad altri privatamente o vi rinuncia, la lista d'attesa non si è correttamente formata. Quindi serve anche per questo, per una trasparenza e una mobilitazione bianca che deve essere assolutamente corretta. Grazie. Bene, buongiorno e grazie a tutti per essere qua. Io mi chiamo Oriana Zaltron, sono di Covesap e sono anche del Comitato per la Sanità Pubblica dell'Alto Vicentino. Allora, partiremmo, visto che il tempo
è quello che ma ho alcuni grafici importanti da farvi vedere, però dobbiamo un po' riassumere, ecco, che cosa fanno in concreto questi sportelli di diritto alle cure. Qualcosa è già stato detto. Allora, innanzitutto il nostro target, diciamo, sono le prestazioni diagnostiche specialistiche ambulatoriali. Di norma quindi non ci occupiamo di interventi chirurgici, salvo quello che ha già detto la consigliera Bigon, che c'è questo problema sulla cataratta, per cui abbiamo fatto eccezionalmente anche ricorsi per quello. Lo strumento che usiamo è questo ricorso o istanza che è in autotutela, quindi è firmata dal cittadino, ai sensi del decreto legislativo 502 del 92, che è come è previsto dal regolamento delle aziende ULSS, e viene redatta su una modulistica comune. E poi, come ha già detto Salvatore, supportiamo le persone. Per comprendere meglio il lavoro, porto qualche richiamo che magari conoscete, però è importante per capire il resto, sulla normativa regionale, che peraltro è articolazione di quella nazionale. Queste prestazioni diagnostiche ambulatoriali sono divise in due tipologie. La prima è quella cosiddetta dei primi accessi, prime visite. Significa che visite ed esami sono finalizzati a formulare una diagnosi per una malattia quindi non ancora accertata. I medici di medicina generale hanno l'obbligo di indicare in ricetta la famosa priorità. E queste sono le priorità fissate dalla Regione Veneto, ormai abbiamo un po' di familiarità. Allora si tratta urgente, che deve essere fatta entro 24 ore, la breve entro 10 giorni, la D differita entro 30 giorni e la P programmata entro 60 o 90 giorni. Attenzione, perché il tempo indicato nella priorità viene calcolato a partire dal momento del primo contatto del paziente con il CUP, che è il centro unico di prenotazione. Quando invece la diagnosi c'è già, ma serve monitorare l'andamento della situazione, le prestazioni vengono chiamate di accesso successivo o controllo. Ci sono indicazioni anche per questo gruppo, però sono meno puntuali, in generale anche poco rispettate. È importante sapere che quando ULSS, regioni, ma lo stesso governo parlano di liste d'attesa e forniscono dati, questi riguardano solo i primi accessi, prime visite. Ecco, questo è una cosa che riprenderemo anche più tardi. I nostri ricorsi, come ha già detto Salvatore, hanno come oggetto il rispetto del tempo d'attesa, che è però un livello essenziale di assistenza, è ben descritto nella normativa sulla sanità. Allora andiamo a vedere quali sono le tipologie di ricorsi che facciamo. Allora, il primo è quello forse più comune, è quello il primo accesso o prima visita con prestazione sospesa. Cosa significa? Che l'utente è andato al CUP, ma non ha ancora avuto l'appuntamento. Questa era quella classica situazione che denunciavamo anche l'anno scorso, che si chiamava galleggiamento. Allora, poi il secondo, invece, la seconda tipologia, che si chiama primo accesso, prima visita, ma con appuntamento fissato, significa che appunto il CUP ha fissato l'appuntamento, ma è molto più in là di quella che è la data che dovrebbe essere il termine massimo entro cui effettuare la prestazione. C'è poi il terzo, che è l'accesso successivo controllo. Nella ricetta qui non viene indicata la priorità, ma noi chiediamo il rispetto dei tempi che ha comunque indicato il medico. Poi c'è una quarta tipologia che si è creata strada facendo, cioè l'esperienza dal territorio, ed è stata
una risposta a un problema nelle prenotazioni che si è evidenziato in alcune zone del Veneto, in particolare nel Veronese. Il Veronese avete visto quanti sportelli ha già attivato, per cui è chiaro che le problematiche sono emerse in maniera più evidente nel Veronese. Ecco, che cosa succedeva? Che la richiesta al CUP non veniva accolta, l'utente veniva invitato a ripassare o a ritelefonare e questo poteva succedere anche più volte. In questo modo però cosa succede? Che il conteggio del tempo non parte mai, questa rimane una prestazione nascosta, no? non viene mai quantificata e il diritto della persona ovviamente non può essere esercitato. È un comportamento dei CUP che di fatto non rispetta la legge. Perché che cosa dice la legge? Che se non c'è la possibilità di dare subito l'appuntamento, la richiesta deve essere registrata e va inserita in una lista di preappuntamento. All'utente deve essere consegnato, anche questa è una cosa che pochi CUP fanno, un riscontro di prenotazione e l'utente deve essere richiamato al più presto entro la tempistica fissata, dovrebbe essere per fissare l'appuntamento. Ecco, la nostra ricerca adesso, cosa abbiamo rilevato? Allora, intanto questa rilevazione dei dati è sull'attività complessiva che abbiamo svolto da maggio dell'anno scorso, quando eravamo 10 sportelli, ad aprile di quest'anno. Avete visto come siamo cresciuti, però non tutti gli sportelli sono riusciti a partecipare e magari per problemi nella registrazione dei dati avete visto la mole di volontari che sono coinvolti. E ci sono anche molti sportelli che sono nati nell'ultimo mese che non abbiamo registrato e alcuni sono in partenza, quindi è veramente un movimento che continua. I ricorsi documentati comunque sono stati 2146, non è un numero enorme ma neanche poco, ci può raccontare delle cose significative. Allora, nell'analizzarli ci siamo fatti alcune domande. Allora, quanti ricorsi, la prima, suddivisi per tipologie sono stati presentati? Beh, qua abbiamo la prima sorpresa perché se vedete pensavamo che le prime visite fossero quelle più richieste, invece se sommiamo il blu e il rosso arriviamo ai 39%, ma c'è un 33% di ricorsi che riguardano gli accessi successivi e c'è una mole non indifferente di ricorsi che sono stati fatti per mancata presa in carico della prenotazione, anche se dobbiamo dire che nell'ultimo periodo questo problema ha cominciato a risolversi. Scusate. Allora, poi abbiamo guardato quest'altra cosa, cioè quanti ricorsi per tipo di priorità e di tempo indicato dal medico sono stati fatti. Qui vediamo una cosa buona, che c'è poco richiesta per le prestazioni urgenti e poca anche per le brevi. Questo significa che le ULSS rispondono almeno su queste nei tempi corretti. Però se vedete la prestazione D, che è molto frequente e che è una prestazione che dovrebbe essere fatta a 30 giorni, c'è una richiesta molto elevata e anche per quel che riguarda gli accessi successivi o controlli, quello 30 giorni, sono tante le richieste. Ma andiamo un po' a vedere quello che ci interessa di più, cioè l'attesa, cioè quanto hanno aspettato queste persone prima di riceverla, la prestazione. Allora, non quanto hanno aspettato dall'inizio, ma quanto hanno aspettato in più del dovuto. Qui a livello 0 sarebbe il momento in cui massimo, insomma, in cui il cittadino avrebbe dovuto ricevere la prestazione. Ecco, se guardate gli istogrammi, la prima parte è colorata in blu e quello dice il tempo che è passato dalla
da quando l'utente ha superato il tempo prescritto ed è venuto da noi a fare il ricorso. Come vedete, i veneti sono pazienti, perché non è che arrivino subito. Ecco, di solito sollecitano, vanno allo sportello, chiedono, poi visto che non hanno risposta provano anche da noi, no? Non si sa mai. Ecco, la seconda parte invece colorata in rosso è quella, il tempo che è passato dopo aver fatto il ricorso. E questo ne parleremo ancora anche dopo. E vedete che i tempi di attesa ci sono e questa è l'attesa media. Ma siccome anche l'attesa media non dice tante cose, ecco, noi abbiamo pensato anche di farvi vedere qual è stata l'attesa minima e l'attesa massima per ognuna di queste di queste tempistiche, di priorità, eccetera. Ecco, vi lascio un attimino vedere, ma sicuramente si può essere presi dallo sconforto, perché quella persona che ha aspettato, che so, per la priorità di 600, che sarebbe a 30 giorni, 605 giorni, ecco, oppure quella visita di controllo a 120 giorni che ne ha aspettato 1030, ecco, quelle rappresentano persone del Veneto che hanno aspettato tutti quei tempi lì. Ecco. E poi abbiamo guardato anche quali sono le prestazioni più difficili da ottenere. Nella cartellina trovate anche dati, ma qua andiamo su questo perché è molto molto significativo. Qui sono raggruppate per branca, perché sapete sono moltissime le prestazioni. In testa c'è psichiatria. Sapete che noi di Covesap abbiamo un'attenzione particolare sul tema della salute mentale, abbiamo appena manifestato perché è l'area più dimenticata. Ecco, c'è un'area, in quell'area ancora più dimenticata, ed è la neuropsichiatria infantile, perché a mettere la branca di psichiatria al primo posto nelle attese è la prima visita per neuropsichiatria infantile. E qui, pensando che è la prima valutazione per i nostri bambini, per i nostri adolescenti, che in questo momento hanno anche delle difficoltà molto pesanti e le loro richieste stanno crescendo, ecco, questo è un problema a cui è veramente assolutamente indispensabile trovare soluzione. Bene, infine, quali sono stati gli esiti dei ricorsi? Allora, vedete, quantifichiamo un 73% di ricorsi andati a buon fine. Che cosa significa? Che la risposta è avvenuta in tempi ragionevoli, non subito avete visto, ma ragionevoli, e gli utenti hanno considerato utile aver fatto il ricorso. L'opinione prevalente è che sia servito a sbloccare, ecco, una situazione di stallo. Ma chiaramente continua a esserci una difficoltà per le restanti prestazioni e non sappiamo neanche definire perché. Qualcuna sembra proprio dimenticata sotto un'enorme torre di documenti e non si riesce a sbloccarla neanche con solleciti, che pure facciamo, con più di uno magari anche. Il tempo di risposta delle ULS ricorso è assolutamente variabile, alcune sono più veloci, altre più lente, naturalmente dipende anche dalla prestazione. Quello che vogliamo sottolineare però è che molte si avvalgono del diritto di rispondere entro 30 giorni. Che è vero che è un diritto, c'è in tutte le carte di servizio delle ULS, però sapendo che è un ricorso per i tempi di attesa, aspettare 30 giorni per prendere in mano la pratica ci sembra veramente un'ulteriore sofferenza, ecco, che ci piacerebbe fosse evitata. La maggior parte delle prestazioni viene effettuata in struttura pubblica. Noi lo chiediamo nell'istanza perché siamo comitati per la salute, per la sanità pubblica, ma il ricorrente dà anche la disponibilità, sul modulo c'è, ma è scritto se costretto,
accetto anche di andare di avere la prestazione in libera professione intramoenia, ai sensi del famoso decreto legislativo, ma non ci risulta finora che questa possibilità sia stata utilizzata. Bene, riassumiamo velocemente allora le criticità. Quelle sui tempi di attesa le abbiamo già evidenziate e quindi andrei avanti. Insomma, avete visto, le attese ci sono e ci sono criticità anche per priorità e tempi importanti, brevi, insomma. C'è poi una difficoltà nella prenotazione e questo vorremmo che ci fosse più trasparenza e più omogeneità tra le ULSS nelle modalità usate, modalità tra l'altro che sono ben descritte nella DGR 626 del giugno dell'anno scorso. Si tratterebbe di applicarle così come sono scritte, perché sono perfette. Segnaliamo comunque che ci sono percorsi davvero troppo incerti per le prestazioni di accesso successivo o controllo. Qui per prima cosa bisognerebbe chiarire cosa si intende per controllo, perché può essere quello che si fa in una situazione di stabilità, il controllo periodico, ma può essere anche che la prestazione venga chiesta per un peggioramento della malattia. In questo caso, proprio la DGR che ho appena citato prevedeva una prescrizione di rivalutazione a cui dovevano essere date priorità analoghe alle prime visite. Questa soluzione, che ci sembra più che mai adeguata, però non è stata ancora messa in atto, almeno dal nostro osservatorio, ecco, in nessuna ULSS. Difatti sì, è così, ma è scritta comunque nel scritta. piano delle liste d'attesa regionale approvato l'anno scorso. Ecco, magari se riesci, altrimenti non riusciamo Ho quasi finito. L'ultima cosa importante però, l'ultima criticità, che è la mancanza di dati complessivi e veritieri sulle prestazioni in lista d'attesa. Il monitoraggio nazionale è effettuato esclusivamente sui primi accessi, prime visite, ed è organizzato su 70 delle migliaia di prestazioni che ogni anno sono erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi è chiaro che se una ULSS o una regione non vuole sfigurare nelle classifiche, chiaramente si concentra su quelle. Quelle di accesso invece non sono soggette a verifica e quindi sono un pochino dimenticate. Un'ultima cosa, una considerazione finale: gli sportelli diritto alle cure danno un aiuto concreto alla persona, ma non sono la soluzione delle liste d'attesa. Rispondono a un'emergenza e pertanto la loro attività finirà quando si tornerà alla normalità e auspichiamo che sia al più presto. Il problema per noi non è nemmeno un problema organizzativo, è un problema legato essenzialmente al personale, come è già stato detto, e chiediamo quindi, e non è una novità, che su questo tema si concentrino gli sforzi della Regione. E vi lascio con questa frase. Grazie mille veramente per l'intervento, per la spiegazione. E preciso, adesso lascerei la parola ai colleghi consiglieri regionali. Ho visto che è entrato anche Renzo Masolo, del capogruppo dei Verdi, e poi collega Andrea Zanoni ed Erika Baldin. Chi vuole intervenire, lasciamo subito la parola ai colleghi consiglieri. Vedo Chiara, Elena, prego. Prego Elena. Volevo precisare una cosa, per quanto riguarda i controlli, appunto il piano dice chiaramente che dovrebbe essere una procedura leggermente diversa e quindi essere lo specialista che prenota direttamente la visita, cosa che spesso non succede per mille motivi, per cui ringraziamo gli sportelli anche per questo motivo. Grazie. Prego Elena Ostanelli. Grazie Anna Maria prima di tutto per l'organizzazione, grazie al Covesap per non solo aver presentato i dati ma per il lavoro e la mole di lavoro che sta facendo sui territori. Abbiamo visto la mappa, quindi non occorre che mi dilungo, quindi il mio in realtà è proprio un ringraziamento di un'attività che non dovrebbe esistere ma che ahimè deve essere prodotta dal basso.
Cioè in questa regione, per tante delle questioni e in particolare sulla sanità, noi vediamo che è il terzo settore, in questo caso il volontariato di attivisti come voi, che devono sopperire ad un diritto che in realtà dovrebbe essere garantito dal sistema sanitario nazionale. Quindi vi ringrazio perché il lavoro che state facendo è importante, anzi essenziale, vero che non dovrebbe esistere. Cioè dovremmo essere in una regione che il lavoro che voi fate non è necessario che esista, ma purtroppo la situazione è quella che è. Allora vi ringrazio e voglio puntualizzare due cose. Avete messo al centro, io credo, una questione importantissima, il monitoraggio dei tempi d'attesa delle liste, che noi abbiamo in grande quantità in questa regione, tema di cui abbiamo più volte parlato in Commissione Sanità, anche nella manifestazione che voi stessi avete citato, che avevamo organizzato qui di fronte, perché c'è una questione fondamentale che anche con degli emendamenti puntuali abbiamo provato a modificare nel piano regionale delle liste d'attesa, ma avendo il voto contrario di questa maggioranza. Ad esempio, togliere i tempi massimi per stare in lista di galleggiamento. Almeno quando esisteva almeno un tempo massimo, noi e voi anche con il vostro lavoro di sportello avevate eventualmente anche una cosa a cui ancorarvi, cioè un tempo massimo. Oggi questa cosa nel nuovo piano liste d'attesa è stato tolto, nonostante noi avessimo detto almeno mettiamolo per avere un minimo di garanzia. Ecco, questo non è accaduto. Due, lo spiegate molto bene nel report e anche nella presentazione, per come vengono contati i tempi d'attesa, le visite di secondo controllo contano tantissimo e dovrebbero essere inserite nel monitoraggio. In più quel monitoraggio viene fatto solo all'interno di un certo tipo di visite specialistiche. Allora, quello che sta accadendo ad esempio sulla neuropsichiatria infantile, ma in generale su tutte le impegnative dedicate alla salute mentale, è un'emergenza. Allora, noi dobbiamo porci su questo punto e chiedere, al di là del vostro lavoro che è essenziale, importantissimo, chiedere che a monte venga modificato ancora il piano regionale delle liste d'attesa, perché la situazione sta andando verso una deriva pericolosa e noi invece dobbiamo fare in modo che il sistema sanitario pubblico garantisca davvero e in primis il lavoro che voi state cercando di far fare, cioè la garanzia dei diritti dei cittadini. Grazie. Grazie. Chiara Luisetto, quinta commissione, vicepresidente della prima commissione. E infatti ha ragione la collega Elena Stanel, e teniamo presente che c'è il discorso del preappuntamento e del galleggiamento che dura quanto la richiesta. Grazie. Sì, mi aggiungo alle riflessioni che condivido e vi ringrazio del grande lavoro che state facendo sui territori. La piantina di prima sembrava una pianta del Veneto fatta di tante mani tese per provare a dare una mano e una voce a chi in questi tempi sembra non avere un riferimento, quindi è un grazie. Non è una situazione che nasce dal nulla, è una situazione frutto di anni e anni di uno smantellamento progressivo di servizi territoriali, perché parliamo di una sanità efficace quando certamente ci sono ospedali che funzionano, che sono il baricentro, ma anche quando c'è una sanità territoriale efficiente, un sistema di cure primarie efficiente. Prima la vicepresidente Bigon aveva dato alcuni dati degli accessi ai pronti soccorso, dei codici bianchi, ma del quadro che ci troviamo di fronte. Quindi siamo in un'epoca in cui o si costruisce unità tra i presidi sanitari centrali e la sanità territoriale, non in un'ottica verticistica, ma in un'ottica orizzontale di rispetto delle persone, di risposte di prossimità, oppure stiamo rinunciando a dare risposte. Il lavoro che voi fate accanto ai cittadini riporta la dimensione ad una orizzontalità delle risposte che ci sta mancando. Quindi il mio è davvero un grazie, non mi dilungo oltre perché so che ci sono ancora interventi, però forse la consapevolezza che costruite accanto al lavoro che nelle istituzioni proviamo a fare insieme potranno scalfire questa a volte insensibilità e distanza dal cittadino che sta portando a rinunciare a curarsi, sta portando quasi ad abituarsi, ad assuefarsi ad una mancanza di diritti fondamentali che ci stanno togliendo nel silenzio. Ora, dare voce e dare risposte forse è il modo migliore per provare a invertire questa rotta. Grazie mille. Grazie mille a te, Chiara. E Francesca Zottis, vicepresidente del Consiglio, poi Erika Baldin, Renzo Masolo e Andrea Zanoni anche. Grazie.
Grazie Anna Maria, grazie al Covesap per quello che insomma fate quotidianamente. Io vorrei solo rilanciare due concetti, uno è stato detto all'inizio e uno era stato sia detto dalla relatrice sia da Salvatore all'inizio. Uno è quello in qualche modo anche degli ultimi dati che vedono uno stanziamento al privato per coprire le liste d'attesa enorme. Allora, è già stato detto, il problema è se è un'ancora di salvataggio temporanea, non ci piace, ma è un'ancora di salvataggio temporanea, nel momento in cui stiamo affogando nel mare ci si aggrappa a ciò che in qualche modo si può fare. Il tema è che questa ancora a noi sembra che diventi invece un qualcosa di stabile e questo è il vero tema. Allora continuare a batterci perché invece aumentino le risorse per il pubblico e perché il pubblico ritorni ad essere attrattivo, perché poi nel pubblico noi troviamo alla fine tutte le risposte a 360 gradi. Molte emergenze dal privato poi passano al pubblico e quelli sono costi sul pubblico che non sempre vengono recuperati e vanno poi a in qualche modo demolire tutta quella invece che è un'azione che dovrebbe essere svolta per diminuire la lista d'attesa, che significa dare cura al cittadino. L'altro aspetto, e poi chiudo, è proprio quello relativo alla malattia mentale. Io vi ringrazio anche per l'opuscolo che ci avete lasciato, solo sfogliato velocemente, ma avrò cura di leggerlo con attenzione. E all'inizio c'è un'immagine, 100 anni dalla nascita di Basaglia, hanno tolto le catene fisiche, ma oggi togliete dignità di cura ai pazienti con disagio mentale e lasciate in solitudine alle famiglie, gratuità al volontariato. Allora, il volontariato è preziosissimo, come il terzo settore è preziosissimo, dobbiamo finirla però di pensare che questo è il sostituto dei servizi e di quello che dovrebbe fare l'istituzione. Io credo che questo grido vada dato con maggiore chiarezza e con voce un po' più alta, perché spesso ci limitiamo a dire grazie. Questo grazie diventa ipocrita nel momento in cui non vengono date le risorse per quei servizi territoriali che servono a dare professionalità e sicurezza e dignità alle persone e alle famiglie. Grazie. Grazie a te Francesca. Erika Baldì, grazie. Grazie Anna Maria, grazie a tutte Presidente, e tutti per essere qui. Anch'io ringrazio a nome mio di tutto il Movimento 5 Stelle per quello che state portando avanti sui territori. In qualche modo bisogna dire supplite quello che dovrebbe fare il pubblico, come è stato detto anche dalle colleghe, e quello che fate però anche smentisce la cronaca, l'immagine che viene portata avanti dal Presidente e dall'assessore regionale, perché anche l'altro giorno in cui si parlava all'ospedale All'Angelo di Mestre, nella inaugurazione della nuova sala per ulteriori nuove indagini e operazioni, ci si vantava ancora della sanità, dei numeri delle prestazioni che sono in aumento, che in un anno è stato recuperato migliaia e migliaia di numeri per quanto riguarda le persone in lista d'attesa. In realtà quello che noi sappiamo già, ma che oggi è dimostrato con dati alla mano, è che questi grandi risultati non ci sono, questi nuovi recuperi delle liste d'attesa non ci sono, perché continuano le persone a rivolgersi poi al privato per ottenere le prestazioni che avrebbero diritto ad ottenere nel pubblico. Quindi questo è un dato ormai accertato che va detto e ridetto anche ai cittadini che poi quest'anno andranno a votare per le prossime regionali, sperando in un cambiamento. Detto questo, avevo già presentato una proposta di legge regionale nel febbraio 2023, sottoscritta anche da alcuni consiglieri dell'opposizione qui presenti, proprio per fare riferimento a quella legge statale che permette appunto alle persone di richiedere intramoenia la prestazione che non poi rispetta i tempi previsti dalla ricetta. Ma di questa informazione, di questo diritto che hanno i cittadini e le cittadine, dovrebbero dare la conoscenza e l'informazione al cittadino già attraverso i CUP, quindi nel momento della prenotazione i CUP dovrebbero avvisare che c'è questa possibilità e quindi dare subito la prestazione al cittadino che la richiede attraverso la ricetta del medico, insomma. E purtroppo bisogna dire che questa proposta è stata solo illustrata in 5ª Commissione, non c'è la volontà di portarla avanti, adesso siamo anche a fine legislatura
Però ecco, volevo dirvelo che è una cosa di cui ci stiamo occupando da un bel po' in questo Consiglio regionale. Però bisogna fare, diciamo, tenere a mente questo e sperare che le cose cambino da qui ai prossimi mesi, magari con una nuova giunta regionale. Grazie. Te, Erika. Renzo Masolo, presentati, capogruppo di Verdi. Grazie Anna Maria per l'invito. Ecco, anch'io non voglio ripetermi perché però veramente volevo ringraziare Cosepa e soprattutto il Covesap, scusate, e soprattutto il grande lavoro, le più di 200 persone, i 51 sportelli che avete creato ma che state creando. Io ho una grande soddisfazione anche di essere un po' testimone e vedere quello che sta succedendo a Bassano, perché appunto la signora Zaltron è sempre attiva anche non solo nel suo territorio ma al di fuori, e questo ci dà fiducia perché sta aumentando la sensibilità, il senso civico, l'attivismo delle persone. Nello stesso tempo però questo è un segno che le persone stanno mettendo a disposizione le loro competenze e il loro tempo per qualcosa che la sanità pubblica non sta facendo, e questa è una cosa invece gravissima, e io spero che le due cose vadano insieme, perché questo aumento della consapevolezza e anche delle lamentele, del disagio, del malcontento che c'è, possa dare una grossa svolta, e perché appunto questi sportelli siano sempre meno necessari ma nello stesso tempo diano un grande servizio, soprattutto proprio culturale, di sensibilizzazione. Per cui io ringrazio ancora, sono angosciato dai dati, soprattutto perché il tema della psichiatria e della neuropsichiatria è l'ultima ruota del carro, la parte dimenticata, e anche questo mi angoscia. Perché? Perché mi angoscia per tutta l'età adulta del tema della salute mentale, che tra l'altro tema attuale rispetto alle manifestazioni che avete organizzato, ma il tema poi di tutte quelle famiglie che hanno problemi, che hanno dinamiche di neuropsichiatria legate e serve un supporto non solo temporale ma continuativo nella neuropsichiatria, e che si ritrovano obbligate ad andare e spendere soldi e andare a alimentare una sanità privata che non è più tollerabile. Grazie. Grazie Renzo. Lascerei adesso la parola al nostro portavoce Arturo Lorenzoni, Andrea Zanoni anche. Grazie mille. Grazie Anna Maria, buongiorno a tutti. No, non c'è concorrenza, Andrea, chiedo scusa. No, solo per ringraziare veramente il Comitato del lavoro che sta facendo. State dando dei numeri importanti di fronte a quella narrazione, no, che la sanità del Veneto è fantastica e che è la migliore, con dei numeri. Abbiamo ridotto da 75 milioni a 12 le persone in lista d'attesa, che uno dice ma caspita, non me ne ero accorto, e quindi ecco, diamo un po' di verità, e di questo veramente voglio dirvi grazie a nome anche di tutti i cittadini. Io solo una cosa voglio portare a tutte le cose che hanno detto i colleghi, che sono giustissime. C'è anche il lato dei lavoratori, c'è questa cosa di ridurre le liste d'attesa, sta creando delle condizioni di lavoro sulle persone degli ospedali che sono veramente disastrose. Quindi c'è anche la necessità di tutelare chi lavora. Non puoi dire se mi ci vogliono 25 minuti per fare una visita, non puoi dire la fai in 17, perché se abbiamo visto che ce ne vogliono 25. E quindi ho registrato nell'ambito delle strutture sanitarie anche questa grossissima difficoltà da parte degli operatori, che fa sì che anche le visite che vengono fatte in maniera non, diciamo così, adeguata, non capace di ascoltare il cittadino, e di questo quindi dobbiamo veramente essere testimoni e cercare di tutelare, insomma. E quindi ecco, grazie davvero del lavoro, e da parte nostra ecco, tutto quello che possiamo fare naturalmente a sostegno. Vedete che ci siamo tutti, quindi è proprio una cosa che sentiamo, quindi grazie. Grazie. Lascerei adesso la parola ad Andrea Zanoni che voleva intervenire. Lavoratori, c'è stato un enorme taglio anche delle ore del CUP, del servizio, per cui solo nell'USLA 9 500 ore in meno alla settimana. Grazie. Sì, molto brevemente, perché i colleghi hanno già detto tutto. Grazie ad Anna Maria per aver organizzato la cosa, ma soprattutto grazie a voi per questa attività molto, molto importante. È l'inizio del fallimento di un sistema nel momento in cui i volontari devono sostituire le istituzioni, soprattutto su una cosa che riguarda la salute. Io vedo questi indici sulla sanità che stanno andando sempre peggiorando.
un po' alla volta rischiamo di dover andare in ospedale e di curarci non più mostrando la carta d'identità, ma mostrando la carta di credito. E a tutto questo si aggiunge il fatto che in Veneto, ma non solo, stanno aumentando coloro che entrano nella fascia d'età dell'anzianità e che quindi hanno sempre più bisogno di cure. Ma in contempo ci sono nel contempo sempre meno fondi. Questa è la cosa drammatica. E i fondi che dovrebbero essere investiti, lo leggiamo ormai tutti i giorni, questa è una cosa veramente vergognosa, vengono investiti in armi, in armamenti a livello europeo ma anche a livello italiano, una cosa veramente da condannare. Grazie. Se non c'è nessun altro che vuole intervenire, ecco, io preciso che Covesap ha voluto oggi essere qua per dimostrare il lavoro che fanno, il lavoro e il numero degli sportellisti che ci sono all'interno dei servizi, che è un numero enorme, quindi vuol dire sensibilità, vuol dire mettersi a disposizione, perché anche sul lavoratore, no? Dicevamo il taglio dei servizi del CUP, aumentano quelle che sono le tecniche digitalizzate, ma c'è ancora di più una difficoltà anche magari delle persone che non riescono a accedervi anche su un aspetto tecnico. Il supporto dall'inizio alla fine che loro fanno è fondamentale. Per cui grazie a loro va oggi questa conferenza, che hanno dimostrato l'attività che svolgono all'interno del territorio, con l'augurio di ampliarla ancora di più. Prego, grazie mille. Allora, per gli ospiti dei comitati ci facciamo la foto qui di gruppo, poi scendiamo giù